Il territorio veneto è costellato di centinaia di piccoli tesori archeologici da studiare, ammirare e far conoscere. La pandemia tuttavia ha fortemente limitato la possibilità delle persone di accedere a tali luoghi. Ecco che da queste problematiche è nata l'idea del progetto CARD 3D, acronimo di Carta Archeologica Digitale, che ha lo scopo di raccogliere i modelli 3D dei contesti archeologici siti nella regione del Veneto, coinvolgendo enti di ricerca, liberi professionisti e studenti che siano interessati a pubblicare e far conoscere i loro lavori sfruttando tale piattaforma informatica. Il progetto CARD nasce circa un anno fa, è un progetto interdipartimentale che coinvolge 3 dipartimenti dell'Università di Padova. Capofila è il Dipartimento dei Beni Culturali, la responsabile scientifica è la professoressa Maria Stella Busana. Questo progetto mira a creare una web app, un'applicazione navigabile sia da telefono che da desktop, che raccoglie tutti i siti archeologici della regione Veneto di epoca romana per questo primo momento. Al momento sono stati censiti 300 monumenti di epoca romana, quelli di cui si conosce evidenza. Da questi è quindi partito il lavoro dei ricercatori per la compilazione delle schede descrittive dei monumenti, inserite quindi nell'applicativo sviluppato dal Dipartimento di Informatica. E poi puntiamo a riprodurre questi monumenti con modelli 3D, che sono modelli che comunque sono scientificamente provati perché partono da dei dati che provengono dalle ricerche universitarie e delle soprintendenze, quindi sono tutti modelli che vengono certificati. La mattinata di oggi ha visto quindi impegnato il gruppo di lavoro nell'analisi di un sito concordiese. Siamo a pochi passi da Concordia e sul sito del Ponte Romano di San Pietro. Oggi per l'appunto siamo qui per effettuare un rilievo topografico e anche fotogrammetrico della struttura del ponte ai fini della valorizzazione di questo sito archeologico. Era un ponte a 3 arcate con nucleo in opus cementicium e rivestito in pietra dei Colli Euganei. Consentiva alla via Annia di superare quindi un corso d'acqua, molto probabilmente un antico ramo del fiume Reghena, che si trovava quindi a ovest della città romana di Iulia Concordia. Oggi siamo qui per contribuire alla ricostruzione del ponte. Abbiamo iniziato con un primo rilievo di contesto generale, quindi mettendo dei punti topografici che ci serviranno poi per l'aggancio delle foto. Questi punti sono stati misurati con un GPS topografico e successivamente con la stazione totale per avere una georeferenziazione dell'area. Successivamente abbiamo utilizzato una tipologia di drone molto piccola perché il contesto è anche urbano, con cui abbiamo fatto una fotogrammetria di dettaglio e una di contesto, su cui poi agganciare tutti i successivi dati. Come si vede poi sul ponte abbiamo inserito tutta una serie di punti che definiamo control point o marker, misurati con stazione totale, che serviranno poi per scalare i modelli e per restituire delle misure accurate. Per ogni monumento quello che miriamo è che dove sono presenti dei resti visibili venga fatta appunto la fotogrammetria, quindi venga riportato il monumento al momento, come si trova al momento, come è visibile al momento. Da partire da questo verrà fatta poi l'ipotesi ricostruttiva in 3D di quello che doveva essere in epoca romana. Un grande lavoro minuzioso e competente per raccogliere e presentare i contesti archeologici disseminati all'interno della regione Veneto, in modo da favorirne la conoscenza e l'accessibilità. Uno strumento per capire, scoprire e conoscere il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico in maniera innovativa e coinvolgente, rendendo visibile l'invisibile per restituire valore ai luoghi storici, prima che vengano perduti per sempre.